Bene, fiume superato agevolmente e adesso ci dirigiamo verso la meta. Purtroppo abbiamo avuto un disguido e Vaia 2 anni fa ha cancellato completamente il ponte più basso, per cui abbiamo parcheggiato la macchina e abbiamo preso il sentiero, insomma quello classico che si prende per andare a Bordaglia, però non si poteva guardare il torrente, probabilmente ingrossato un po' dalle piogge, un po' dalla neve che si scioglie. Quindi abbiamo dovuto risalire la strada fino alla cava e prendere il ponte più alto. Adesso dobbiamo tornare giù circa 10 minuti e riprendere il sentiero. Come ti dicevo, oggi la meta è il lago di Bordaglia, siamo in Carnia, nella valle, adesso nella valle di Fleons, poi entreremo nella valle di Bordaglia, saliremo prima una strada, poi un sentiero e dopo arriveremo al laghetto. È un laghetto alpino, per quanto mi riguarda forse il più bello della regione. Diciamo che se la gioca con Fusine, però a Fusine ci si arriva in macchina, qui invece diciamo che bisogna guadagnarselo. Oggi insomma abbiamo deciso di fare questa gita in quanto ci sono principalmente per i colori dell'autunno e poi perché c'è anche un po' di neve, ha nevicato parecchio. Ha iniziato a fine settembre, adesso a metà ottobre in alto c'è già 1 metro di neve sui 2000 metri, qui saremo un po' più in basso, quindi dovremo trovare un po' di neve, i larici dovrebbero essere colorati, laghetto blu, quindi dovrebbe essere spettacolare. La giornata è buona, ci sono anche un po' di nuvole che passano, ma insomma principalmente c'è sole, quindi dovrebbe essere una super giornata. La parte occidentale del Friuli è quella che è stata più colpita da Vaia. Anche qui ci sono ancora i danni. Questo sentiero, questo tratto l'ho fatto già 2 anni fa e l'anno scorso, c'erano tutti gli schianti. Adesso insomma hanno ripulito, questa è una zona insomma dove c'erano parecchi schianti, è stata ripulita e quindi si riesce anche a rifare, diciamo, le scorciatoie che permettono di accorciare un po' il percorso tagliando alcuni tornanti. Purtroppo sì, la tempesta ha distrutto sotto la valle, il ponticello non c'è più, bisogna fare quel giro come abbiamo fatto noi, ma almeno adesso almeno nella parte bassa i sentieri sono stati ripuliti. Adesso mi pare, sì, tra poco dovremo raggiungere un bivio dove anche quello, il sentiero era proprio cancellato la scorsa estate. Adesso mi pare, vedo delle persone che salgono. Oggi c'è davvero un sacco di gente. Al lago probabilmente non so, c'era un casino, vabbè. E d'altronde il posto è bello e attira molti turisti. Sì, è pulito anche quel sentiero, quindi è buono. Dovremmo accorciare un po' la strada e magari diventa anche un po' più divertente, perché comunque così su strada è un po' noioso. È vero che ci sono molti colori, gli alberi, i faggi sono gialli, poi qualcuno già proprio un po' più rosso, quindi diciamo comunque è bello come scenario, però la prima oretta e mezza è abbastanza monotona sia su questa strada e al di là appunto di questi tagli nel bosco non è un granché. Invece adesso un po' si apre, poi tra poco dovremo uscire sui prati e arrivare alla prima malga. Siamo usciti dal bosco, siamo quasi nei pressi di Casera Bordaglia di sotto. Adesso il panorama si apre ed è davvero notevole. Qui alla mia destra c'è il Monte Vas, Pis di Forchia, Ombladet, e poi c'è tutto il gruppo dei Monti di Volaia, davvero molto imponenti, e adesso c'è un sacco di neve, proprio spettacolari, davvero una gran vista. Sì, già d'estate, non mi ricordavo, c'è davvero una bella vista su questi monti, adesso che sono proprio pesantemente innevati è davvero figo. Adesso ci siamo, questa è Casera Ombladet di sotto, d'estate è monticata, almeno ci sono gli animali, poi utilizzano le stalle, poi mi pare che non facciano qui il formaggio o roba del genere.
C'è anche un cantiere di esbosco. Sì, probabilmente come ti dicevo prima stanno pulendo ancora i danni di Vaia. La malga qui era stata scoperchiata, adesso forse sì, sembra che l'abbiano aggiustata. La malga è chiusa, però ha un piccolo ricovero invernale, non c'è granché, una stufa, una branda, però insomma d'inverno eventualmente, o anche d'estate insomma, ci si può fermare anche a dormire. Qui comunque non deve essere male dormire con la tenda, a parte magari se ci sono le mucche che ti vengono a trovare. Adesso vediamo se fermarci un attimo, proseguire da qui. Dovremmo avere ancora circa 40 minuti e dovremmo arrivare al lago. Forse tra poco troviamo anche la neve, almeno sugli altri versanti si vede già, qui c'è qualche chiazzetta, ma tra un po' forse calpesteremo anche un po' di neve. Nei pressi della casera c'è anche una piccola cappelletta dedicata a Don Bosco. Inoltre, da questo punto in poi, iniziano a esserci anche alcune opere militari risalenti alla Prima Guerra Mondiale, in quanto siamo vicini all'attuale confine con l'Austria e al vecchio fronte tra Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico. Già dai primi mesi del 16 queste montagne insomma venivano un po' già pattugliate e si iniziava a fortificarle, anzi già dal 15. Poi l'inverno del 16 è stato particolarmente nevoso e in queste zone ha creato un po' di problemi agli eserciti, soprattutto per le valanghe. Ci sono stati diversi incidenti con diversi morti, ma anche con distruzioni di baracche o trincee, per cui è stata una zona del fronte abbastanza duro per i soldati. A circa 10 minuti dal lago si trova la Fontana dell'Alpino, che è questa piccola vasca in calcestruzzo dove in cima c'è stato saldato un elmetto modello Adrian e poi appunto viene chiamata Fontana dell'Alpino. Sicuramente la fontana era qui già ai tempi della guerra e qui probabilmente c'era anche un baraccamento dove si vede praticamente questo muro qui, qua, lì. Poi probabilmente c'era una baracca militare, c'era la fontana. Comunque è particolare questa fontana perché si chiama Fontana dell'Alpino. Ci hanno saldato sopra questo elmetto modello Adrian, che era il modello dell'esercito, di tutti gli eserciti praticamente durante la Prima Guerra Mondiale. Poi insomma i francesi ce l'avevano in un modo, gli italiani era un po' diverso, i tedeschi ancora ne avevano un altro, però il modello di base era quello. Ma la cosa particolare è che gli alpini non utilizzavano questo elmetto. Anche le truppe alpine erano state fornite di elmetto, però non potevano metterci sopra né i fregi né soprattutto la piuma, quindi non veniva utilizzato. È stato utilizzato solo, cioè all'inizio della guerra non era stato preso in considerazione, poi dopo è stato anche utilizzato. Poi in verità c'è anche un altro motivo, comunque era un elmetto in ferro, era un unico pezzo di ferro che veniva battuto su uno stampo, quindi aveva un problema, in montagna tirava molti fulmini, quindi non veniva utilizzato soprattutto per quel motivo. Poi anche perché soprattutto in quota i soldati tendevano ad utilizzare il passamontagna, che era più utile visto che tratteneva il freddo. Siamo quasi arrivati a Bordaglia di sopra e quindi al lago, e ha iniziato tipo a nevicare, cioè cade roba ghiacciata a pallini. Non siamo decisamente fortunati col tempo ultimamente. La giornata era partita bene, adesso effettivamente qui fuori si è annuvolato ovunque, c'è giusto un po' di azzurro qui dietro alle mie spalle e per giunta c'è questa specie di pioggia, neve ghiacciata, è proprio neve a pallini, deve essere tipo il Graupel, mi pare si chiami. E vabbè, adesso, ma non so, penso andremo direttamente al lago comunque, perché non è che proprio sia intensa questa precipitazione, poi dopo dovrebbe passare, le nuvole così girano un po', per cui mi sa che andiamo diretti al lago. Siamo venuti qui per l'autunno, ma alla fine abbiamo trovato l'inverno
La stagione, diciamo, dei colori sui larici probabilmente è già passata, forse bisognava venire una settimana fa probabilmente, e poi boh, adesso non c'è il sole, è tutto nuvoloso, cioè, i colori sono assolutamente, sono tutti piatti, è un peccato, perché vabbè, qualche larice ancora, qualche ago, non sono proprio ancora tutti spogli, quindi non è malissimo. Il problema è che non c'è il sole, è scuro e nuvoloso, c'è pochissima luce e anche il colore del lago è, cioè, proprio è senza senso. Adesso magari beh, comunque faremo un giretto qui del lago, qualche foto, ci mangiamo i panini e boh, speriamo in un raggio di sole. Difficile, però magari qualcosa viene fuori. Basterebbe anche forse solo che si schiarisse un attimo, perché adesso è davvero scuro e sì, c'è proprio zero colori. Ad ogni modo, questo è il lago di Bordaglia, è un laghetto alpino di origine glaciale, incastonato tra i monti di Volaia, questi a sinistra, e poi questo qua è... non mi ricordo. Qui in mezzo c'è il Passo Giramondo, cioè salendo qui, dopo si scollina, si arriva al Passo Giramondo, si entra in Austria. Questo qua non mi ricordo come si chiama. E poi ci sono i monti del Navagiust e verso la valle di Fleons. Il laghetto è molto bello sia d'estate ma anche d'inverno. Qui ci sono passato d'estate quando ho fatto la traversata carnica. Ecco, se vuoi vedere il laghetto in versione estiva ti lascio il link sotto in descrizione. Ha un bellissimo colore azzurro e se ci batte il sole il suo colore è quello. Adesso così è un po' anonimo, proprio da inverno. Bene, il tempo non è che sia migliorato più di tanto, si sono un po' aperte le nuvole, si vede qualche cima, qualche altra finita dietro, è un po' così dinamico, però il sole non l'abbiamo visto. Quindi ci siamo mangiati i panini sulla riva al lago, abbiamo fatto un paio di foto, adesso abbiamo ripreso la strada per tornare giù alla macchina. Dalla casera qui, Bordaglia Alta, mi pare si chiami, sì. Da qui si possono fare, diciamo, principalmente due giri. Uno si prosegue verso qui dietro il Passo Giramondo attraverso la traversata carnica, cosa che ho fatto anch'io un po' di anni fa, o altrimenti si può andare da questa parte, qui dietro le mie spalle, verso il monte Navagiust. Questo itinerario l'ho fatto l'anno scorso col mio amico Davide e per l'appunto da qui si sale, si arriva al lago Pera, che è un altro piccolo laghetto glaciale qui sopra, è abbastanza carino anche quello. Poi da lì si arriva a Forcella Sissanis, mi pare che si chiami, e da lì si può andare sul monte Navagiust attraverso una piccola deviazione, c'è anche un osservatorio di guerra sulla cima, altrimenti si scende, si entra nella valle che porta a Fleons, si arriva a Casera Fleons Alta e da lì si gira, si prende la strada e si ritorna praticamente da dove siamo partiti anche noi oggi. È un bel giro, anche quello è un po' più lungo rispetto a adesso alla discesa che faremo noi adesso. C'è un tratto che abbiamo già fatto ovviamente in salita, che è particolarmente rovinato. Sì, qui c'entra Vaia ovviamente, però è la zona dove stanno disboscando. Hanno tirato la linea di esbosco dalla Malga bassa fino a circa questo punto e qui stanno tagliando e stanno portando via
gli alberi caduti. Il CAI aveva fatto un'opera di pulizia, diciamo sommaria, del sentiero, quindi si riusciva a passare. Avevano dato una sistemata un po' al percorso, e adesso però è di nuovo abbastanza rovinato, perché appunto, vabbè, ovviamente sì, i boscaioli tagliano, non è che stanno tanto a guardare se c'è o non c'è il sentiero, quindi ci sono parecchi tronchi, ramaglie, è un po' un casino. Poi c'è anche qualche deviazione. Tra l'altro qui la neve, c'è ancora un po' di neve in giro, però si sta sciogliendo, sul sentiero si è sciolta completamente, è tutto una strada di fango, che direi che è decisamente il caso di non scivolare e cadere in questi punti, quindi ecco, bisogna fare un po' di attenzione adesso. No, però spero che una volta che i lavori finiscano poi venga ripristinato il sentiero, immagino di sì. Qui in zona le sezioni del CAI sono sempre molto attive, ho sempre trovato tutti i sentieri in perfetto stato, quindi immagino che anche quando qui finiranno i lavori verrà fatta un'opera di manutenzione. Bene, siamo quasi tornati alla macchina. Dobbiamo farci un pezzettino in salita purtroppo, in quanto visto che non c'è il ponte dobbiamo risalire un pezzo per tornare alla macchina. Allora il giro, vabbè, come avrai anche visto, non è particolarmente difficile. Prima parte tutta su strada forestale, quasi un'ora, un'ora e 10. Si possono tagliare un paio di tornanti con dei sentierini. Poi si arriva alla prima malga, e da lì inizia il sentiero che poi in circa 40 minuti porta su al lago di Bordaglia. La gita sono circa, mi sembra, 800 metri di dislivello, e chilometri adesso non li so, magari dopo ti metto sotto la traccia. Ad ogni modo sì, è una passeggiata impegnativa, ma non ci sono grosse difficoltà, non è nemmeno troppo lungo, uno coi suoi tempi insomma va con calma. Sentiamo il mio consulente qua cosa dice. Sì, sono d'accordo, la gita è semplice, anche con un passo più tranquillo si sta nei tempi CAI o poco di più. Il lago, non so, gli darò un'altra chance d'estate, perché era molto in veste invernale più che autunnale, col cielo grigio e gli alberi spogli, però tornerò sicuramente a vederlo. Sì, effettivamente non abbiamo avuto molta fortuna, cioè diciamo il tempo proprio faceva schifo, sembrava il 20 di gennaio. Sì, è un peccato, perché davvero il lago nella sua veste autunnale è forse una delle migliori. Sì, l'estate non è male, insomma c'ha dei bellissimi colori, però in autunno io avevo sempre visto delle foto fantastiche, c'è un posto veramente da fiaba, e sotto qui non è male, come ti dicevo ci sono un sacco i faggi, sono tutti colorati, hanno un sacco di sfumature, è molto bello. Tra l'altro adesso è uscito un mini raggio di sole che ha di nuovo un po' illuminato gli alberi, è veramente, cioè, proprio bello. Starei qui a guardare i versanti così e basta, però sopra sì, abbastanza deludente, tanta neve, quello vabbè bello, però sì, così col cielo grigio, sì, non è stato un granché. Poi qui è comunque molto gettonato in tutte le stagioni, difatti anche oggi c'era un sacco di gente, avremmo incontrato 50 persone, anche più forse, sia in salita e in discesa là al lago, insomma un posto molto gettonato. Bisogna metterlo in conto, si viene su durante la settimana, altrimenti fine settimana solitamente c'è sempre gente. Quindi adesso finiamo il giro, direi ci siamo meritati una fetta di torta da qualche parte. Come avrai visto, se mi segui magari, anzi chi mi segue da più tempo, avrà notato che vabbè, forse un po' il video è un po' diverso dal solito, è un po' più vlog. Ho deciso di provare così il mio primo mountain vlog, e quindi fammi sapere cosa ne pensi, se ti piace, se fa schifo, se torno a fare quello che facevo prima o se proprio smetto.
Per cui lasciami un commento, fammi sapere, io ti ringrazio per avermi seguito e poi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!